Reagiscono le cittadinanze a questo 4-1 che non è poco. Andiamo a Pedara. Chiara Giallonardo è là. Il mio amore si è tramutato in odio. Tu mi togliesti la pace, il riposo. Oh, mi piambasti nel più profondo baratro infernale. Lasciami in pace, scordati di me. No, perdonami se puoi. Io ti amo. E qui in piazza è appena terminata la rappresentazione del Guerrin Meschino, e del resto in Sicilia non potevamo non parlare dell'opera dei pupi, questa particolare tradizione delle marionette che si affermò nell'Italia meridionale tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. Io sono in compagnia del signor Fiorenzo Napoli, che è puparo da 4 generazioni. Allora, Fiorenzo, ci vuol dire quali sono innanzitutto i pupi che ha portato qui in piazza stamane? Certamente, i pupi che fanno cerchi e corona qui a questa bellissima manifestazione sono, oltre Meschino che abbiamo visto, Elisena, abbiamo Carlo Magno, abbiamo i mandarini cinesi, Rinaldo, Bajazet, insomma una bella panoramica su quella che è la tradizione dell'opera dei pupi in Sicilia. Ecco, ciò che fa veramente onore al suo mestiere è che non soltanto la sua famiglia mette in scena tantissime opere letterarie, ma create anche proprio artigianalmente i pupi che sono protagonisti degli spettacoli. Allora, qui ha portato alcuni attrezzi per mostrarci come li realizzate. Esattamente, la piastra di piombo, i martelli, le forbici speciali, e come possiamo vedere rapidissimamente tutto quello che abbiamo visto nei pupi viene realizzato battendo su queste lamine appositamente tagliate con questa tecnica dei puntigli, quindi colpo dopo colpo viene a crearsi il disegno nelle armature come facevano gli antichi etruschi. Qui battiamo chiaramente molto velocemente per dare esclusivamente una traccia, un segno. E così. Ma incredibile, abbiamo già uno splendido piccolo pezzo lavorato. Grazie mille signor Fiorenzo per averci regalato questo bel momento. Noi rimaniamo in piazza a fare il tifo per la nostra squadra. Abbiamo lo stesso. E continua a fare il tifo ovviamente anche il pubblico di Rosolina. E allora andiamo a conoscere le antiche tradizioni di questo paese. Roberta Gangeri.